Amici di Vignole, stavolta vi parleremo di un problema che riguarda la nostra Repubblica, per suo conto. Ve lo dico subito, martedì 23 aprile, parlo per quelli della zona, alle 18:30, 18:30, non 20:30, 18:30, alla Cassa Rurale di Bologna, che è un incontro che parlerà di questo problema, una conferenza dove parlare tutti. Il problema è quello del sarcofago della Cesetta di San Valentino di Vignole, che si vorrebbe far ritornare dove era, cioè alla Cesetta di Vignole, perché adesso dove ero? Adesso, dopo il restauro, le resta del ripostiglio lì, del deposito dei beni culturali a Trento. Allora, siccome mi ho fatto un bel articolo che ho fatto, che era chiaro, no? Quel sarcofago resterà a Vignole, era lì l'assessor Morandi, resterà a Vignole. Fatto sta che io ho fatto questo restauro, dopo vi farò vedere anche delle foto, proprio perché non che dubbi, fra l'altro non che dubbi neanche sulla proprietà, perché Fabio Bertamini, fratello del Presidente della Repubblica Livo Adamim, mi ha portato una nota da dove vai fuori che praticamente sto sarcofago non è scherzo questa volta, non è assolutamente scherzo, lei è proprio di proprietà della comunità di Vignole, e tant'è vero che negli anni 20 era venuta fuori l'idea che Vignole la potesse venderlo al sarcofago, al Regio Museo di Trento, dietro compenso. Quindi come farò a me a vendere una roba se non è mia? O l'ho rubata e quindi è confermato. Allora, sto sarcofago tanto è del IV secolo, epoca romana, come il Dis nel suo manoscritto storico del XVI secolo, Ambrosio Franco, sarebbe stato tirato su dal fiume Sarca, cioè la trova lì, e fa parte della necropoli romana, e ne trova anche altri sempre in questo fiume. Poi le sta portata nella vecchia chiesa di Arco, collegiata, e serviva come basamento o altare reverse. Poi le sta portata a Vignole, e a Vignole la usa anche come fontana, vabbè, però dopo le sta portata vicino alla chiesa, e lì anche su che vensore anche a noi bocci, d'accordo, però lei resta lì fin quando ha restaurato, vedrei anche le foto di questi restauri, la Cesetta di San Valentino si chiama, e sto sarcofago io porta via per restaurare anche quello, però da allora Misba, cioè, no, è arrivato niente. Dice che queste robe qui bisogna tutelarle, coprirle, ma allora, dice giustamente Fabio, altri sarcofagi o sarcofagi, come si dice, che si trova per esempio nei giardini di Riva, quelli vicino al Castello del Buon Consiglio di Trento, quelli di Revico, cioè, per non parlare dei fori imperiali a Roma, che è lì, no? Fare una specie di quer, di serrarlo via, no, perché o ti fai una roba trasparente che si può da vederlo, però insomma, ecco, Martì che lei parlerà anche di queste robe qui, però l'importante è che sto sarcofago buttei e torna a Vignole. Che altre robe che mi capitei, che è la stessa Cesa, che è bella, però poteva servire anche questa roba qui come attrazione per i turisti, per gli appassionati di arte, insomma. Poi resta, ripeto, le promesse. Alla prossima con Diavolo Porco.